Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Dai che andiamo a raggiungere i 1800 punti. Questa volta giochiamo a cavallo F3, la reti. Giochiamo contro Baby Hurricane, irlandese. Ok, giochiamo in questo modo, un po' ibrido. Mm, Vediamo cosa si inventerà il nostro avversario oggi. Ok, allora, E6, B3. Intenzione di giocare in un modo un po' originale oggi. I3. E in particolare mettere l'alfiere in D3, che sembra un po' brutto, però in realtà è brutto perché blocca la spinta del pedone D, ma siccome l'alfiere si è già spostato, perché no? Allora, alfiere D3, cavallo C6 potrebbe darmi delle noie, ma farò A3, no problem. Ora sto minacciando alfiere per elimina il difensore della casa H7 seguita da alfiere per H7. Ok, ancora non lo posso fare perché non ho voglia di calcolare il fatto che dopo rimangiando mi attacca la torre, minaccia 100.000 cose. Meglio non giocare troppo complicato. E ora prepariamo il mossone. Ok, cavallo B4 era decisamente troppo forte. Adesso anche la donna avrebbe attaccato l'alfiere, quindi avrei perso molto materiale se gliel'avessi permesso. Io spero che continui il suo sviluppo normale, magari giocando B6, alfiere B7 o comunque mosse semplici. Invece no, ho giocato G6. Noi andiamo all'attacco. H4, H5, cerchiamo di creargli più debolezze possibili. Ok, cavallo H5. Posso forse giocare anche G4? Ma perché no? G4. Alfiere F6 sembra molto interessante, però secondo me non riesce a vederla con chiarezza. Quindi alla fine spero che tornerà tranquillamente col cavallo in F6. Sarebbe un bel upgrade per me aver guadagnato questi due tempi per attaccare. Il mio re è ancora al centro, non è ancora al sicuro, però diciamo che non si vedono grandi modi per il nero di approfittarne. Nel frattempo lui si è sconnesso. Peccato perché ho vinto per disconnessione. Mai una gioia. Vabbè, facciamo una nuova partita. Questa si stava mettendo bene, c'era un attacco in corso, ma purtroppo è andata così. Mi è stata richiesta l'apertura Aliekin in un commento, quindi giochiamola. Apertura moderna. Ok, non ha giocato la mossa principale che è 5, ma ha giocato questa mossa veramente da... non lo so, incommentabile proprio cavallo C3, è proprio una mossa da sfigato. Per D5, cavallo per D5, cavallo E2. Quest'uomo, quest'uomo non sa quello che fa. Vabbè, E5, prendiamoci il centro, D3. Va bene, dai, possiamo sviluppare i pezzi. Vabbè, facciamo il fiore 6. Mossa di sviluppo non può essere sbagliata. Poi tireremo fuori il cavallo anche di qua. E l'alfiere non so se metterlo qua o qua. O anche qua.
o anche qua. Vanno tutte bene. Ok, qua direi di no perché ha giocato alfiere di 2 che elude in qualche modo l'inchiodatura che ci sarebbe stata. Alfiere C5 sembra la mossa corretta. Anche le altre andavano bene, chiaramente. Però questa sembra leggermente più aggressiva a Rocco. E ora iniziamo ad espanderci al centro. Tanto questa diagonale che si va a indebolire è ben difesa dall'alfiere. Il re può andare tranquillamente in H8 in caso di necessità. Quindi, ok, cavallo per, alfiere per, alfiere F3. Che noia. Quest'uomo vuole cambiare tutti i pezzi. E... F4 non mi piace tanto perché gli lascerei la casa E4 al cavallo, una casa centrale molto molto comoda. E magari... Ok, intanto metto il mio re al sicuro, gioco re H8 e vedo cosa ho intenzione di fare, se ho intenzione di cambiare, di restare lì a rompermi le balle al centro o a provocarmi giocando C4, giocando mosse un po' sceme. Guardala lì. C4, ok, non è una buona mossa secondo me, perché indebolisce molto questa casa in particolare. I miei pezzi la potranno usare molto bene. Adesso anche 4 è una possibilità, anzi è la mossa giusta sicuramente, perché questo alfiere è sospeso, lui non se n'è accorto e ce lo pappiamo e abbiamo un pezzo in più, quindi siamo molto felici. Cavallo F5, cavallo D4, mangiare non può perché c'è la donna dietro. E ho molti scacchi, anche con cavallo E2 posso fare. Ah, però mi minaccia matto in una. Hm. Minaccia matto in una, l'uomo. E vabbè, che cosa ti devo dire? Ti mangerò il cavallo. What's the problem? E posso mangiargli il pedone, posso cercare di cambiargli le donne, che mi piace di più perché tanto per cambiare inizia ad avere poco tempo, mi ha lasciato la donna impresa, quindi siamo molto felici. Ok, abbiamo superato quota 1800 e andiamo a giocare another game. Cavallo C3, una mossa strana. E i5 è una mossa ancora più strana. No, scherzavo. Si rientra in una specie di gambetto viennese dopo F4, cavallo F3. Questo ricorda un po' il gambetto di re. Ok, dopo E per F in questa linea posso giocare di 4, guadagno un tempo, riprendo il pedone, un centro veramente fantastico e ho ottenuto tutto quello che si può ottenere dall'apertura, perché adesso metterò anche il re al sicuro con la colonna F aperta. Sì. E sono pronto anche a giocare i 5 e a diventare veramente minaccioso con questo alfiere soprattutto. Da venerdì 27 a lunedì 30 arriva il Black Friday nell'Accademia di Matto Scacco. Inserisci in fase d'acquisto il codice BLACK15 e avrai il 15% di sconto su tutti i corsi. Sì, diciamo che è già arrivato il momento forse di fare qualcosa di serio. Non so se subito ai 5, però ora che se n'è andato l'alfiere delle case scure, suo, alfiere G5 mi sembra molto 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 fastidiosa per lui. E infatti gioca H6, però voglio vederlo se
se ha il coraggio di giocare anche G5. Mm, Quest'uomo è troppo coraggioso. E ok, io ho sacrificato un pezzo con l'idea di semplicemente mangiarmi quest'altro cavallo. Perché il cavallo è in presa, è anche attaccato dalla magnifica torre che si trova su colonna aperta. Adesso tra l'altro mangio con doppio, quindi siamo molto contenti in questa posizione perché abbiamo la donna in più. E quando abbiamo la donna siamo contenti. Questa forse mi è uscita male. Ehm, Ok, Re 7 può scappare quanto vuole, però non credo che ci sia possibilità per lui di recuperare. E stranamente le partite di oggi sono molto facili, sono molto contento di questo. Rispetto alle altre volte, adesso mi scivola la donna e va tutto in vacca. Vabbè, facciamo uno scacco. Mm. Ok, l'alfiere sta meglio qua dove punta un po' F7. Adesso vediamo come attaccarlo meglio, ma è fondamentale per me non fargli attivare le torri perché è vero che lo svantaggio di materiale è grande, però non è così grande. C'ho comunque una torre e un cavallo per la regina che non sono malissimo. Cavallo di 8, utile per difendere F7, però ok, la posizione diciamo che è andata perché è veramente troppo passivo, non ha un pezzo che gioca bene. I miei pezzi sono fantastici. Donna F6, posso anche farla brutta e iniziare a spingere questo. Non vedo come lui possa stopparlo. Alfiere 6. Prima gli do uno scacco così se gioca C6 questo cavallo è una mummia praticamente. Si è mangiato il pedone a 2. Adesso la partita cambia completamente. Ok, alfiere G4. Perché ho giocato alfiere G4? Boh, che sono un pirla. Alfiere G4 è una mossa che non aveva alcun senso, ma non disperiamo. Vabbè, mangiamo qua, diamogli un senso a quel cavallo, sbugiardiamoci, abbiamo fatto tutto il contrario di tutto. Detto le cose, fatto il contrario, tutta la partita. Ma vinceremo comunque, probabilmente alla fine vinceremo spingendo questo e basta. Ma sì, dai. Siamo complicati la vita tutto il tempo quando era così facile. Ok, qua guadagno anche il cavallo perché non guadagno il cavallo, però lo guadagnerò presto. Donna per D6 è possibile perché il cavallo è inchiodato sul re. Donna per D5. Non vedo un matto ancora chiaro. Mm, Perché non vedo il matto? Vabbè, dai, sarà così. Donna 6, torre di 1, torre di 1, donna 5, su re C7, torre B1, donna B5. No, niente, non vedo una fava. Scacco. Io continuo a dare scacco con la speranza di
di vedere un matto nel futuro. Cioè, questo cavallo alla fine mi rompe parecchio. Vabbè, torre di 5, rimaneggiamo questo. Non sarà uno scacco, ma probabilmente deciderà di giocare a G6 comunque. H5. Non molla quest'uomo. Non molla mai, giustamente. Beh, un applauso alla tenacia, veramente. Ok, madonna, per un secondo ho pensato non mangiasse. Torre G5, donna G8, scacchi a caso. Ah, finalmente ci portiamo a casa sto cavallo, bellissimo. E magari anche la torre se probabilmente riusciamo anche a dargli un doppio alla torre. Yes. È stata dura sto giro. Questo non voleva andare al tappeto, quest'uomo. Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Spero che vi siano piaciute le partite. Mi dispiace per la prima che non siamo riusciti a concludere. Siamo arrivati a 1810 e adesso andremo sempre più in alto. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!